Venerdì 10 febbraio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno e diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno, in primo piano, titolo a piena pagina riferito sempre alla crisi della Safilo di Longarone, il distretto di Longarone. Questo è il titolo: Safilo Longarone si può cedere. Il giorno dopo la marcia dei 2000 riemergono le voci sull'interessamento per lo stabilimento dei 472 dipendenti. Fino al 22 febbraio non dovrebbero esserci novità ufficiali. Vendramini, il sindaco del comune di Ponte nelle Alpi, non possono chiudere nel 60° del Vajont. Dalla statale al Festival di Sanremo, la protesta per la prospettata chiusura dello stabilimento Safilo di Longarone assume nuove forme così il giorno dopo la marcia dei 2000, un mercoledì 8 febbraio. Già entrato a suo modo nella storia per la compattezza dimostrata dalla provincia, si rincorrono anche le voci di una soluzione che non comprenda solo l'ipotesi ricollocamento, per esempio la vendita dello stabilimento a cui sarebbe interessata un'azienda del settore del lusso. Nessuno la esclude, nessuno la ammette, non possono chiudere nel 2023 a 60 anni dal Vajont, dice il sindaco di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini. L'ospitata in 3 a Sanremo, protesta sbarcata anche al festival. A Casa Sanremo arriva anche la voce degli operai di Safilo. Invitati dalla provincia di Belluno sono intervenuti 3 sindacalisti: Mario Fillarini della Fictem CGL, Marco Frezzato della Wiltec-Will e Andrea Umattino della Femca Cisle, tra protesta e orgoglio per la propria professionalità. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: esame e patente con l'auricolare, arriva la polizia, blitz in motorizzazione della stradale, scatta la denuncia, strumenti sequestrati. Feltre, furti in centro anche perché alle 23 è buio, tanti furti negli ultimi giorni a Feltre, per l'opposizione è tutta colpa del buio cittadino che a Feltre inizia alle 23, favorendo i ladri. Una bella notizia invece ci porta alla Mona, la raccolta fondi per l'osteria Ponte Serra, il valore della generosità 55.000 euro. Vediamo in questo scatto la consegna dell'assegno a Davide Pante, titolare dell'osteria Ponte Serra. Belluno, locandine selvagge, ora le multe, guerra alle locandine selvagge. Intanto si è partiti con gli avvertimenti a chi appiccica dovunque volantini, anche su vetrine di negozi sfitti, ma attenzione, sono in arrivo le prime multe. Parroco anti-Ferragni, con lei mai in tentazione. Internet invaso dalle foto della Ferragni, una alla salvo e me la stampo, sarà il miglior rimedio per far sparire all'istante quando sopraggiunge la tentazione della carne. Questo intervento sui social può anche non stupire chi si sia assuefatto al tenore medio del dibattito, specie su un tema come il Festival Sanremo, ma a scriverlo è stato Don Claudio Centa, 57 anni, feltrino, parroco del Cesalino, conosciuto come studioso. Negli ultimi tempi si diverte su Twitter, 2000 follower, senza risparmiare sarcasmi apolitici, e stavolta a Chiara Ferragni, dopo la sua discussa presenza al festival, né Centa né il vescovo rilasciano dichiarazioni. L'addio, i bolidi di Schiocchet fuori dalla chiesa per l'ultimo saluto allo sfortunato pilota. Una folla ieri a Sant'Antonio di Tortal, Borgo Valbelluna, per l'addio a Igor Schiocchet, il 45enne scomparso tragicamente in Friuli mentre volava con il suo elicottero. Ai funerali un cartello con il saluto "Vola in alto Igor", e all'esterno della chiesa la macchina da rally di Igor accesa al passaggio del feretro, come possiamo vedere in questo scatto, che sul cofano aveva appunto la scritta "Ciao Igor". Sport bellunese, hockey, Cortina 2-2, adesso siamo a un passo dallo scudetto. 2 lutti nel territorio bellunese, addio al medico Stefano Marsona, la sua famiglia è proprietaria di Villa Belvedere. Cortina, morto radiologo Cautiero, colonna dell'ospedale Codivilla Putti. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questo caso notizia in primo piano che riguarda un'associazione bellunese, Anmic, chiusa la sezione gravi inadempimenti. Bufera sugli organi bellunesi, sarà nominato un commissario, ipotizzato un accorpamento, il presidente nazionale. Avvieremo una causa legale per tutelare l'associazione.
La foto di copertina, teli e segature per mettere la neve in cassaforte, ma sulle linee guida del PNACC c'è scetticismo. La neve è un tesoro da mettere in cassaforte all'ombra di filari di alberi da piantare a bordo pista con teloni di plastica come per i ghiacciai. Nella foto vediamo l'intervento al Presena o sotto un alto strato di segatura. Sono 3 delle azioni contemplate dal piano di adattamento al cambiamento climatico, le racconta con scetticismo Marco Merola. Ancora dalla provincia di Belluno, via dalla guerra, fa arrestare il marito per violenze, cittadina kosovara denuncia gli abusi fisici e sessuali, l'uomo è ancora detenuto nel carcere di Baldenic. Sospirolo, parca all'asilo di Marassi, ricorso di un privato tiene in scacco i lavori. Milano Cortina 2026, Fiori Montagno 2 Ermellini, ballottaggio per la mascotte. Un richiamo anche per quanto riguarda una delle notizie che troveremo per quanto riguarda la nostra regione, il Veneto. Si riapre il caso 90, corpo trovato a Marghera e Isabella, Sorgato era lì, l'approfondimento lo troveremo al suo interno. E anche il Corriere delle Alpi dedica spazio a questa bella notizia che riguarda una realtà commerciale di Lamon colpita da un grave incendio pochi mesi fa, gara di solidarietà all'osteria bruciata, donati 55.000 euro appunto all'osteria Ponte Serra, che fu devastata da un incendio nel mese di novembre del 2022. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente veronesi. Siamo a pagina 2, lo scontro politico Meloni giornata nera. Scontro con la Francia dopo l'esclusione dalla cena per Zelensky, Bonaccini del PD, se per anni attacchi l'UE poi viene messa a lato. Questa è la dichiarazione della Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, l'invito del Presidente francese Macron a Volodymyr Zelensky è stato inopportuno. Questa è la dichiarazione di Emmanuel Macron, presidente della Francia. Germania e Francia hanno un ruolo particolare da 8 anni su questa questione. E un nuovo asse con i sovranisti, così Giorgia prova a vendicarsi, la premier furiosa, non c'è nessun isolamento dell'Italia, abbiamo alleati e in tanti la pensano come noi, la gaffe diplomatica del bilaterale annunciato col presidente ucraino, declassato a conversazioni in piedi. L'abbraccio dell'Europa, Zelensky accolto dal Consiglio con un'ovazione, difendiamo la libertà, chiede assistenza, armi e negoziati di adesione all'UE entro quest'anno, in occasione della visita appunto del presidente dell'Ucraina a Bruxelles. Il drago non puoi fermare Putin, è un drago che ha bisogno di mangiare, né i confini né gli oceani lo fermeranno. Questa è una delle sue dichiarazioni. Per quanto riguarda la difesa della libertà, stiamo tutti difendendo l'Europa da un regime che vuole distruggerne la libertà e poi esserne il leader autoritario. L'Unione prende tempo, soggetta ai missili a lungo raggio, leader europei ancora cauti sulle forniture, ma ci sono segnali di apertura, si accelera sui carri armati, frenata sull'adesione, manca l'unanimità. Politica e show a pagina 6, Sanremo attacco a Fedez, la destra insorge dopo l'esibizione del rapper contro la ministra Roccella e il viceministro Bignami, il direttore dell'intrattenimento Rai, mi dissocio. Ma andiamo avanti con un aggiornamento riferito al terremoto che ha colpito Siria e Turchia, hotel della morte. All'hotel Safran non hanno ancora cominciato a scavare tra le macerie, lì dormiva Zen, il veneziano disperso, non c'era tempo di scappare. Vediamo appunto un cumulo di detriti dove una volta appunto era presente l'hotel Safran di Kahramanmaraş, la città più distrutta della Turchia. Notizie che riguardano il Veneto a pagina 8, la sanità del futuro del nostro territorio, medici di base in pensione a 72 anni ma un terzo fugge prima del tempo. In regione sono 117 i dottori interessati, 377 gli studi scoperti, causa carichi di lavoro insostenibili. Questo è lo scenario futuro della medicina di base per quanto riguarda il Veneto, medici che raggiungeranno il 70° anno di età e futuri diplomati del corso di formazione nei prossimi 3 anni. Vediamo che medici settantenni e futuri diplomati nel 2023 117 i medici settantenni, 204 i futuri diplomati, nel 2024 167 e 120, nel 2025 178 medici settantenni, 265 i medici diplomati. I pazienti sono in continuo aumento e chiamano a ogni ora, ormai è diventato un lavoro insostenibile e in molti lasciano. E sempre a proposito di sanità veneta, nuova sanità di prossimità, ci sono le case di comunità ma non i camici bianchi. Ieri la riforma è arrivata in commissione, sarà attivata entro il 2026. Brescia CIN, puntiamo a servizi capillari e sempre più personalizzabili.
Il Veneto ha perso 40.000 giovani in 10 anni, 8.000 laureati, intesa Fondazione Nord-Est e Regione per studiare le cause e prevenire gli effetti negativi della decrescita demografica. Spopolamento quindi che interessa non solo il territorio bellunese ma anche quello regionale e ovviamente anche quello nazionale. Un fatto di cronaca, ritrovamento al caso della segretaria, è Isabella Freddi Marghera. Il giorno dopo il delitto, celle agganciate nella zona dello scheletro. Il telefonino rivela che il 17 gennaio 2016 l'assassino della Noventa era in quell'area e il giorno prima c'era stata Deborah. Dentro la storia, Freddy Sorgato è la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 quando Isabella Noventa, 55 anni, sparisce nel nulla dopo una serata in pizzeria con l'ex fidanzato Freddy Sorgato. Deborah Sorgato, dopo 3 gradi di giudizio, Freddy Sorgato e la sorella Deborah vengono condannati a 30 anni per omicidio volontario e soppressione di cadavere. Manuela Cacco, tabaccaia veneziana imputata per gli stessi reati, ma anche per stalking e simulazione di reato, viene condannata a 16 anni e 10 mesi. L'approfondimento lo troverete a pagina 11. A pagina 10, scusate. Ancora dal Veneto, don addio ai testi smemorati, prima udienza in aula bunker, l'arrivo in SUV insieme al figlio dopo la scarcerazione, sentiti ex impiegati ed ex direttori di banca tra parole misurate e non ricordo. Altri approfondimenti riferiti al Veneto. Ma andiamo alle notizie che riguardano il territorio bellunese, siamo a pagina 13. Questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del quotidiano bellunese. Gravi inadempienze, Anmic commissaria la sezione di Belluno, parte la causa legale. I vertici nazionali criticano l'operato degli organi locali, chiusa la sede si valuta l'accorpamento con Treviso. Abbiamo deciso di assumere una posizione intransigente a tutela dell'immagine dell'associazione. Questa è la dichiarazione di Nazzaro Pagano, presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Il report chirurgia vascolare 2022 da record, 10.000 visite e 500 interventi. Continuiamo con il bellunese, pagina 15, la neve in cassaforte. Dagli alberi a bordo pista per garantire l'ombreggiatura alla segatura e ai teloni, il PNACC elenca idee per salvare l'oro bianco. Misure sotto esame, Marco Merola, giornalista e divulgatore scientifico. L'approfondimento dell'intervista la troverete a pagina 15. Il futuro del turismo, notizia che riguarda in questo caso il turismo del capoluogo. Siamo in Nevegal, pubblicato il bando per gli impianti. Il Nevegal non sarà abbandonato, c'è tempo fino al 6 marzo per partecipare alla gara. Il sindaco, se ci sarà bisogno, il comune ci sarà. Un Nevegal regno dello sci, ma aperto e vivace anche in estate, e questo è lo spirito che permea il bando di gestione degli impianti di risalita che è stato pubblicato dalla stazione unica appaltante della provincia di Vicenza. Gli operatori di settore avranno tempo fino alle 12 del 6 marzo per presentare l'offerta. Le buste saranno aperte il giorno successivo alle 10. Saremo quindi a vedere l'evolversi di questa situazione che riguarda appunto il turismo del capoluogo. Bellezze bellunesi, ginestre e pini, cembri risalgono le Dolomiti, il clima che cambia incide anche sulla flora, molte piante anticipano le loro fioriture e cresce la preoccupazione, il limite del bosco si sta alzando, biodiversità a rischio. Giorno del ricordo, cerimonia in piazza Vittima delle Foibe, oggi alle 12 con l'Associazione Nazionale Venezia, Giulia e Dalmazia, domani il libro sul campo di concentramento di Borovnica. Siamo a pagina 18, fatto di cronaca giudiziaria, fuggita dalla guerra, fa arrestare il marito per violenza in casa, cittadina kosovara denuncia gli abusi fisici e sessuali, l'uomo è ancora detenuto nel carcere di Baldenic. Notizia di spalle, Maxi Bollette Ater, De Carlo, il senatore bellunese, aiuteremo le famiglie in crisi. Pagina 19, trasporti, mancano 100 autisti, con il bonus patente il settore ha più fiducia. Contributo fino a 2.500 euro per chi ha tra i 18 e i 35 anni, da Canal rimosso un ostacolo ma non basta. E a proposito di chi guida, notizia di spalle pizzicata dalla polizia all'esame della patente con suggeritore in cuffia, denunciata candidata. Sicuramente fa il pieno di studenti attenti e consapevoli al volante, prove al soffio e distorsioni visive per simulare la guida sotto l'effetto di alcol o con il cellulare. I ragazzi di quinta superiore a scuola di guida sicura succede grazie a Sicuramente Guida Sicura, progetto teorico e pratico volto a trasmettere la cultura della guida consapevole ai giovani che hanno appena conseguito la patente o stanno per prenderla. Il piano, ideato e sviluppato dalla sinergia tra Rotary Club e Belluno, le aziende CAG Tecnologie Meccaniche e CAG Compressori, è sostenuto da Confindustria Belluno Dolomiti e da tanti partner.
I donatori sono stabili ma mancano giovani, la BVS lancia l'appello, questo è l'appello lanciato dalla presidente dell'Associazione Bellunese Volontari di Sangue Gina Bortot. Nel 2022 raccolte oltre 10.000 sacche di sangue e plasma, chi è in salute si avvicini all'associazione. Longarone, Safilo a Sanremo il grido di aiuto, no alla chiusura, notizia che abbiamo trovato anche nella prima pagina del Gazzettino di Belluno. BIM GSP, rete idrica, le perdite scoperte in tempo reale grazie al database IBM. Andiamo avanti con pagina 21, le notizie che riguardano Feltre e il Feltrino. La prima è dedicata a Feltre, quartiere Farra, ciclabile sul Colmeda, i dubbi dei residenti su percorso e passerella. Mario Gris si è fatto portavoce delle richieste di chiarimenti, era più logico utilizzare la sinistra orografica del torrente. Addio ad Aurelio De Paoli, voce della storia locale, ha apprezzato orticoltori, funerali domani alle 10 nella chiesa di Nemeggio. Comune di Feltre, annuncio cerca operaio per le manutenzioni. Per maggiori informazioni visitate il sito del Comune di Feltre. Santa Giustina, sala polifunzionale sul piatto, 4,3 milioni di euro. Si attende l'esito della gara per la principale opera pubblica. Sarà messa in sicurezza dell'aula magna delle elementari. Fonzaso, contributo agli studenti per il bus scolastico. Lamon, festa in casa di riposo per i 103 anni di Rosa. Parliamo di Rosa Angela da Rugna. Sempre dal Feltrino, non sono un mostro come dice mia figlia, padre violento in aula. Si rende il grappa, luci a LED sulle strisce a Santa Lucia e Rasai. E ancora Feltre, la nomina del CDA, Sanguinazzi con Dacole e Gorza, ora il dialogo con il Carenzoni. Rimaniamo nel Feltrino, la bella notizia che ci porta alla Mon, super assegno per l'osteria Ponte Serra, se c'è la vera comunità tutto si può fare. Ieri in Municipio Lamono sono stati consegnati i quasi 55.000 euro raccolti a favore di Davide Pante e Deborah Riga, i titolari appunto dell'osteria Ponte Serra che fu danneggiata in modo grave da un incendio divampato nel mese di novembre del 2022. Sospirolo, parcheggio all'asilo di Marassa, un ricorso tiene al palo i lavori, il sindaco De Bono, una famiglia non vuole vendere al comune l'area che serve, resta in stand-by anche la realizzazione del blocco cucine a servizio della scuola. Dalla città metropolitana all'area pura di Valmorella e il cammino di Francesca, ex estetista del Milanese, alla nascita della figlia ha dato un taglio nella frazione limanese, ora alleva galline, vaiole e produce ortaggi. Sempre da Limana, scuole elementari, messo in moto l'iter per l'adeguamento energetico e sismico. Approvato lo studio di fattibilità, ora si passa alla ricerca dei fondi per gli oltre 3 milioni necessari. Il Comune parteciperà ai bandi in uscita nei prossimi mesi. Notizie di Longarone, minoranza all'attacco sui lavori pubblici, ritardi ormai cronici. Olivier, è dal 2019 che ci prospettano sempre gli stessi. L'assessore Sacchette, solo di recente la lista è lunga così. Sindaco Padrin, sarebbe bello far tutto nei tempi previsti, ma nessuno ci riesce. Qualcuno dimentica anche cosa è successo in questi ultimi anni. Vai a Covid frane, queste le dichiarazioni del primo cittadino del comune di Longarone. Ponte nelle Alpi per gli anziani, mercato del martedì, bus gratuiti dalle frazioni. E ancora a Casa dell'Alchimista le visite guidate saranno condotte dal gruppo Olos. L'associazione olistica esoterica di ICS-APS potrà ben illustrare la simbologia del luogo. Siamo in Alpago. Notizia della Gordino, pagina 26, Cenceniga, un nuovo mandato, io e la mia squadra siamo molto titubanti. Il sindaco Sopessa, propenso a non ripresentarsi a primavera, intanto prosegue la battaglia sul monumento da spostare. Corofodom, direttivo confermato in blocco per la quarta volta, Agordo, Luxottica, la RSU chiede navette più capienti. Siamo alle notizie che riguardano Cortina, in questo caso la mascotte che simboleggerà e che rappresenterà le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Parola al web, saranno i fiori o gli ermellini? Presentati a Sanremo i bozzetti finalisti realizzati da una media di Segrate e da una di Taverna. Gli iscritti al fan team dei giochi potranno ora votare sul sito milanocortina2026.olympics.com. E vediamo, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, a sinistra stelle alpine e bucaneve realizzati dai ragazzi di Segrate e a destra gli ermellini pensati dai calabresi di Taverna. Voi cosa ne pensate? Se volete potete commentarlo anche appunto su Facebook o sul canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Il lavoro vincente passerà poi in mano ai professionisti per gli aggiustamenti.
Ancora Cortina, snowboard paralimpico, l'ospitalità alberghiera ha fatto bene la sua parte. A Auronzo rifare il rifugio Monteagudo l'obiettivo, ma non è una priorità. L'assessore al turismo Pais Bianco, ben convinto della necessità dell'intervento, la struttura è grande, serviranno un progetto mirato e soprattutto tanti soldi. Comelico litigano per il bambino, suocero e genero si rivedono in tribunale. Calalzo un doblò ad Ana Cadore per aiutare i bisognosi. San Vito dalle 10, domani appuntamento con i regionali di Gym Box. Dalla rubrica Cultura e Società, Venetarium da una sola radice, tante diverse fronde, la narrazione come un albero. Oggi a Treviso, scrittori a confronto in un convegno per capire se esiste e cosa può essere la letteratura veneta. Ovviamente troverete l'approfondimento riferito a Sanremo 2023, grazie dei Maneskin, la rock band super ospite a Sanremo con il chitarrista Tom Morello, è commovente essere dove tutto è iniziato e Lazza regala i fiori alla mamma. Ma andiamo avanti con le notizie che riguardano il bellunese. È tempo di carnevale, dai carri mascherati alle sfilate dei bambini, coriandoli e costumi colorano le Dolomiti. Gran finale a Sedico, la tradizione in Comelio che a Sappada ritrovi a Sospirolo, Borgo, Feltre, Rivamonte e Longarone. In Comelico tutto è pronto ad Osoledo, domenica i cortei con l'Aché e il Matazzin. Passiamo allo sport, hockey, Cortina Afro e Renon vincono a braccetto, domani all'Olimpico si giocano lo scudetto. Tutto da pronostico, anche se l'Unterland va in vantaggio, però ci pensano Alverà, Sanna e Guglietta a rimontare 3-1 tra Cortina Afro e Unterland. Parasnord Cross, Lucchini supera Socrepes, un minuto di silenzio per ricordare la Fanchini. Altre notizie dallo sport bellunese, i mondiali di biathlon alle 14.30 c'è la sprint, Lisa Vitozzi ci riprova, snowboard dal 19 febbraio al 5 marzo, Dal Masso e Caffonta i mondiali in Georgia, sci alpino Dal Vecchio e Vanni brillano al Grand Prix Italia di Pila. Ancora sport calcio di eccellenza, la seconda giovinezza di bomber Ivo Bez, il Limana Cavarzana, una scelta giusta. Serie D, Dolomiti recuperato Virvilas per la sfida contro il Mestre e un crocevia per la salvezza. E ancora dal calcio, capolista di prima categoria, Borgo volta pagina dopo Tisoi, Capraro nessun dramma. Per quanto riguarda invece la pallamano a 2, Francescone e l'impresa del Belluno con il Trieste, se ripenso alle batoste con le loro giovanili. Giochi studenteschi campestre, Raniere e Galilei Tiziano volano alla fase nazionale, pass anche per la Isaurico. Pallavolo Serie C femminile, Scopelli, rinforzo per il Feltre, voglio aiutare la giovane Sacchette. E ancora quartetto d'oro, sempre per quanto riguarda lo sport a livello nazionale, titolo europeo con nuovo record della pista per gli azzurri, Top Gun guida il treno con lo Zalfino, Manlio Moro, festa nel milanese per l'olimpionico Francesco Lamon. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo poco nuvoloso per tratti di nuvolosità medio-alta, non esclusa qualche riduzione della visibilità in pianura nelle ore più fredde, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.